La Rocca. Già da mangianili intindia lo desigio crescì, ma pure l'ansia, con le nevoli che assommavano in mare, desigio ed ansio, più delle altre volte. Non troppi da canto si era rassegnata lo basso. Già, lo basso, un mosso malo da ingordire. Ma lei ha fatto. Pali piccini, certo, no paedo, no. Ma in realtà da chiara con Peppo, solo la mamma di questi creatori sarebbe saltata, mai la moglie risoia. Chi non si fosse attriuto manca a zerigalla. Chi la condizione soia, assoluta. Hanno cansato tutti, lo babbo, la mamma, le sorelle e Peppo. L'ammento di Gavina, molta giornata di malattia in tempo di guerra, abbandonata e lo caposanto di Gedai ancora bruciava. Quando Beppo lo battio, davanti a tutta la famiglia, gli ha tassato intendì di volerci mettere i suoi piccini in istituto, sì. Più a manco il cantarata parò una minaccia e figliolava proprio a Edra, la cognadedra con in coda la nipote di 1 anno e mezzo, sua figliola. A Edda se l'era cresato lo cuore, ma intendendo le manareddi della buppa carignalla, le era mancato lo brio e l'accia di bah, condannandosi a una vita di sacrificio e di rinunci. Pensamenti accesi dalle lampe, correndo gli occhioi a coringola vel di casa, le muri messi in pari da Beppo, appena fuori a paesi, proprio sotto la rocca che la trallarava, massimo con lo tempo malo. Il sudore, gli lo prima drono, lo mattesse di canto gli ha detto sì a Peppo, innanto all'altare, con lo breddi alle bocchi suoi, che non fera nulla di viltà, in chi s'affido impressa in cuccia allo buglio. Manco ba un pelo barera, che per amore delle nipoti si consegnava a 22 anni alla penitenza e alla drittura, rinunziando ai sonni di Mario, l'uomo appena lasciato in bambo alluccato in mezzo alle lenzuole. Grazie.